Perfetto. Allora, qui. Allora. Ciao Luca, ciao Gabriele, ciao a tutti ragazzi. Come state? Ciao Alessandro, contentissimo. Contentissimo. Ciao Simone. Eh beh, assolutamente contentissimi, dai. Eh già, finalmente due vittorie. Due vittorie. Niente, sto laggando, non so perché. Mihailovic c'ha poco da rosicare. Le sue dichiarazioni sono veramente molto meh, meh, meh. Voi che mi raccontate, ragazzi? Cosa mi raccontate di bello? Fa freddo? Qui si sta bene, Simo. Qui si sta abbastanza bene. Qui si sta sufficientemente bene. Ciao Vittorio, un bacione pure a te. Ragazzi, poi scusate se mi permetto di spammarmi, però ci tengo. Scusate la tosse. In descrizione trovate il link per unirvi al canale Telegram. Io vi consiglio di unirvi perché lì vi farò sapere costantemente quando andrò in live, se andrò in live, qualsiasi novità, qualsiasi cosa, io la scriverò su Telegram. Quindi un consiglio, vi invito ad iscrivervi nel canale Telegram qua sotto, l'unica cosa. Tanto ciao Fabrizio, assolutamente sì, il fatto che Semplici stia convincendo non significa che io rimpianga o non rimpianga Di Francesco. Cioè, a me Di Francesco continua a piacere come allenatore e penso che se gli fosse stato concesso di fare effettivamente un mercato come voleva lui, secondo me poteva togliersi delle soddisfazioni con il Cagliari. Così non è stato, è inutile piangere sul latte versato. Adesso il mister del Cagliari è Semplici, quindi contento che il Cagliari stia vincendo. Anch'io, Manuel, anch'io. Ciao Miguel. Anch'io sono contentissimo che Rugani abbia trovato il gol, un po' meno che non l'abbia trovato Simeone, però speriamo che prima o poi anche lui si sbloccherà, dai. Tutto a posto, Michele. Sono stato fino a 10 minuti fa a lavorare per voi. Lavorare, mettiamola così.
a lavorare per voi, diciamo, sul file Excel delle statistiche del Cagliari. Voi non immaginate quanto tempo mi porti via quel cazzo di file, nemmeno ve lo immaginate, però è una soddisfazione farlo, mamma mia. Di malissimo. Vivi che il Cagliari sta a vincere. Quante partite mancano per salvarci? Ancora tante, Vittorio. Ma come ti spieghi questa trasformazione a prescindere dal gioco da un punto di vista agonistico e di voglia? Sembra una squadra trasformata. Non lo so, perché poi Di Francesco all'inizio aveva fatto vedere che comunque a livello mentale riusciva a tenere in piedi la squadra. Quindi non mi so dare assolutamente una spiegazione. Ma proprio zero. Non me la riesco a trovare. Esatto, Ale. Esattamente. Ma speriamo che si sblocchino un po' tutti, in particolar modo Simeone. Nangolan l'ho visto un po' strano perché prima di solito tentava anche di più il tiro da fuori sulla seconda palla, magari dai calci piazzati, specialmente dai calci d'angolo. Adesso non ci sta più provando e non mi piace la cosa. Ora ci credi più alla salvezza rispetto a prima del Crotone? Oddio, diciamo che ci sono stati delle partite incoraggianti, ok? Dire che siamo salvi adesso è comunque qualcosa di falso, perché dietro abbiamo comunque il Torino che ancora deve giocare 2 partite, noi dobbiamo ancora vincerne tante altre, quindi la salvezza ancora non è ottenuta e bisognerà vedere se questo rendimento che ha la squadra attualmente continuerà nel tempo, perché si sa che di solito quando una squadra cambia mister c'è un momento iniziale di euforia in cui la squadra gioca bene e rende bene e poi la cosa piano piano va a scemare. Vedremo se accadrà questo o se continuerà così la squadra. Ovviamente speriamo che continuerà così. Tanto ciao a Cristian e ciao a Matteo. Un bacione ragazzi. Intanto lo dico anche ai nuovi entrati. Se per sicurezza entrate nel canale Telegram, trovate qua sotto il link in descrizione. Anzi, fammi mettere il banner qua, perché lì farò sapere sempre quando andrò in live, se andrò in live e con cosa andrò in live, specialmente per quanto riguarda le live di Twitch. E soprattutto sarete i primi a cui chiederò eventualmente dei consigli, perché Telegram è proprio il social principale con cui avere un feedback istantaneo, quindi link in descrizione. Non ho mai spammato così tanto qualcosa. Assolutamente Alessandro, fortunatamente non sono così distanti, fortunatamente, quindi abbiamo la possibilità di riagguantarle, soprattutto sono tutte squadre con cui dobbiamo ancora giocare, perlomeno il ritorno, e quindi ancora non è scritto nulla. Questa è la nostra fortuna, però è tosta, è tosta. Diciamo che gli ultimi risultati ci portano a pensare che sia decisamente più fattibile la salvezza rispetto a prima, quello è ovvio. Tanto ciao Gabriele, però da qui all'essere effettivamente salvi ce ne passa. Abbiamo pure l'Udinese, all'ultima giornata abbiamo il Genoa. Ciao Jack Jack, se il Cagliari vincesse almeno 9 partite il Bologna ne concessa 7, vuol dire ne perdesse, credo, forse volevi scrivere. Allora è certezza di salvezza.
Di certezza ne possiamo parlare soltanto quando ci sarà la matematica. Basarci su teorie, sui se e sui ma, adesso ha poco senso. Capozucca fa assolutamente miracoli. Ah, vincesse? Vedremo, Simone, vedremo. Per adesso so teorie. Detto ciao Carius, cosa ne pensi di Godin? Che ha cominciato male, ha cominciato decisamente male, ma adesso è in ascesa. È diventato il pilastro della difesa del Cagliari e si vede. E si vede. Cosa ne pensi del voto unanimità che i consiglieri di Lega, dove fa parte anche Giulini, hanno deciso di non far giocare Lazio-Torino? Che a sto punto non dovevano far cominciare il campionato, perché così, dai, sta a diventare ridicolo. Sta a diventare ridicolo sto campionato, sempre più falsato. Sempre più falsato. Così ha veramente poco senso. Riscatteresti Valukiewicz per prendere Rugani? Non credo che si possa riscattare Valukiewicz, perché Valukiewicz è già nostro. Infatti venderesti Valukiewicz per prendere Rugani? No, non lo venderei, ma cercherei di tenermi tutti e due, assolutamente. Intanto ciao Crisem, scusa se non ti ho salutato prima. Ciao anche a Padre Pioli. Un bacione. Semplice ha allenato bene la spalla, quindi sa già cosa si prova a lottare per la salvezza. Quindi penso che la mentalità di Semplici, già abituato a queste situazioni, è più adatto rispetto a Di Francesco. Probabile, Vittorio, potrebbe essere anche questo. Ma perché mi si cancellano i messaggi automatici? Ma dove, Manuel? Tanto scusate un attimo, devo fare una cosa. Comunque è probabile che sia quello, però boh, non riesco a capire comunque il motivo del crollo di Di Francesco. Non lo riesco proprio a comprendere. Ieri Glaman ha giocato molto bene. Stranamente, diciamolo, stranamente, però ha giocato molto bene. Taglio di capelli orribile, però vabbè. Eh, lasciamo perdere. Perché ci sono solo ostacoli nella vita, non ci stanno solo quelli. Non t'abbatte che c'hai 16 anni. Non essere presto a 16 anni. Vorrei vedere di più a Pereiro, anch'io, perché almeno legittimiamo l'ingaggio che c'ha, perché prende quasi 2 milioni, quindi lo vorrei vedere pure io. Può essere che scrivo grande si cancella automaticamente. Comunque volevo fare un gruppo Telegram dove possiamo interagire tutti e non solo la pagina. Manuel, esisteva questo gruppo fino a qualche settimana fa, ma ho dovuto cancellarlo. Sono stato costretto. A livello attuale l'unico modo per rimanere aggiornati è il canale. Il gruppo Telegram non esiste più, c'è solo il canale. Chi vuole, link in descrizione come tutti gli altri social. Tutto un altro mood dopo le 2 vittorie. Secondo me questo allenatore è molto adatto alla nostra situazione. Piccolo off topic sul cibo. Ti piace la cordula? Mai assaggiata, non so nemmeno cosa sia. Il Cagliari domenica devi vincere per il mio compleanno. Allora spero che vinca per il tuo compleanno, Madre Pioli. Ciao Music, un bacione. Ieri anche Duncan ha giocato bene, sì. Ma come è entrato ieri Cherry? Che giocatore. Oh, quello che doveva fare l'ha fatto e l'ha fatto bene. Quindi io da tifoso del Napoli vi dico che la salvezza la dovete ottenere perché avete una bella squadra. Lo so, però purtroppo non basta soltanto quello per ottenere la salvezza.
Ovviamente ci speriamo, come è ovvio che sia. Assolutamente. La rosa per ambire a qualcosa di più c'è. Dispiace che si ambisca eh, a- alla salvezza soltanto. Secondo me Di Frago dal 4-3 non si sposta e non avendo una squadra 4-3 ha dovuto provare altri modi che non ha mai fatto in carriera con cui ovviamente non si è trovato bene. E lì il problema allora non è di Francesco ma del presidente che prima dice che darà, farà in modo di costruire la squadra perfetta di Di Francesco e poi questo non avviene. Quello. Bella Giorgio, un bacione. Domenica prossima giochiamo contro la Samp. Ma un giorno ricreerai quel gruppo e come mai l'hai cancellato? Allora, un giorno ricreerò quel gruppo? Penso proprio di no. Come mai l'ho cancellato? L'ho cancellato perché purtroppo non era più un ambiente in cui mi piaceva stare. Erano entrate alcune persone che io ho sempre accettato tutti, non ho mai cacciato nessuno. Però una volta è entrato qualcuno a prendere per il culo, un'altra sono entrati gente che cominciava a offendere a destra, a manca, eccetera, eccetera. E ho capito che non era possibile avere un ambiente sereno e quindi ho eliminato. Ma tu le partite dove le guardi? Allora, su Sky le guardo su Sky, c'ho Sky qua, e quelle su DAZN le guardo su DAZN. Abbastanza semplice. Però DAZN, devo essere sincero, l'ho scroccato. Mi ha gentilmente fornito i dati d'accesso l'admin di Solo Cagliari, perché io non ho DAZN, quindi lui mi ha dato l'account. Ciao Dreamcatcher, un bacione. No, mai fatto assaggiare piatti tipici sardi. Tranquillo, Cappi, so cose che io avevo già preventivato a monte, però è sempre un dispiacere perché lo vedo come un fallimento personale. Mm, Per carità, lo sfottò ci sta assolutamente, però c'è sempre anche il problema che ci sono magari bambini nel gruppo che magari non capiscono quando una cosa è sfottò e quando in realtà è offesa o il contrario, e per tutta una questione di situazioni varie sono stato costretto a chiuderlo per forza di cose. Dispiace tantissimo, però da una parte meglio così. Che ruolo miglioreresti? Gli esterni sinistri. Ciao Andrea! Se il Cagliari si salvasse mi dato la tua faccia sulla schiena. Non credo ti convenga. Sì, ok, si devono bannare, però a me non va giù. A me non mi è mai piaciuto bannare, ma mai, mai. Non è una cosa che mi piace partire. In casi proprio estremi ho bannato. È una cosa che tanto, ragazzi, cioè io sapevo che sarebbe successa prima o poi, era proprio inevitabile. Perché quando crei un qualcosa su internet, devi sapere già a monte che prima o poi qualcuno ti verrà a rompere il cazzo. Ok? Per esempio, non so se c'è ancora il tifoso napoletano, il tifoso che ha Forza Napoli nel nome. Non so se c'è ancora in live. Christian, tu sai anche il motivo per cui sei stato bannato, tra l'altro solo su Twitch, e ti ho salvato molte volte.
perché molte volte ti ho dato tantissime possibilità. Dopo un po' uno si rompe anche le palle. Mi dispiace non abbiamo più un ass. A me sinceramente dispiace il giusto. Dipende dal modulo che si applica. Io Giannis, a mio modo di vedere, è un esterno di centrocampo da utilizzare nel 4-4-2, ma nel 4-3 e nel 3-5-2 con relative varianti non va. Ma secondo me Ligo Giannis è più che altro adatto al ruolo di attaccapanni. Lì secondo me può dire la sua. Allora, il Cagliari ieri secondo me Andrea non ha giocato bene, però ha portato a casa la vittoria ed è quello che conta. Sì, ho rifiutato anche il fatto di entrare nel gruppo perché sinceramente non me la sento più. Non è più un ambiente in cui mi piace stare il gruppo così. Tra l'altro mi ha scritto Francesco a me. Mi ha scritto Francesco che entra in quel gruppo. Però ha esagerato il permaban per aver detto che era in live con un grembiule. Ma non è stato solo per quello, perché quella è stata solo la goccia che ha fatto trabocca il vaso. Prima ci stavano tantissime altre cose, eh. Non è che t'ho bloccato per quello. Assolutamente, Andrea, mi trovi d'accordo. Io di solito seguo solo youtuber laziali, tranne ogni tanto Gaboman e Airway e solo Mondo Calcio. E me. Grazie, ti ringrazio, Manuel. Qual è per te la maglia del Cagliari più bella? Io sono particolarmente legato alla maglia di quest'anno perché secondo me è un capolavoro. Non perché sia fatta da Adidas, ma perché la trovo geniale. Cioè, a me piace veramente un botto. La prima maglia, poi so gusti. Poi un'altra maglia che mi è sempre piaciuta è stata quella della retrocessione, ahimè, che secondo me è tanta tanta roba anche quella. Beh, rispetto a prima, a Carlo sicuramente c'è stato un cambio a livello di mentalità e si vede. Quanto finirà Juve-Lazio? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Juve-Lazio, oddio, non è la stessa Juve degli anni scorsi. Quindi secondo me già un X è più plausibile. Secondo te che è successo a quel Dominguez? Non lo so, ma ha fatto un movimento del ginocchio stranissimo, veramente stranissimo. Ti dà fastidio e ti dicevo che eri uguale a Franco di Jacqueline. È tutta una somma di cose, Chris, è inutile che le ripeti tutte, ne hai sparate talmente tante e stronzate che è già tanto che stai ancora qui a commentare su YouTube, te lo dico sinceramente. Ciao Sarrischi, un bacione. Io ti seguo da tanto e ti posso dire che sei una persona leale, intelligente e sportivissima. Complimenti, spero non retrocediate. Grazie mille, Andrea. Grazie mille. Un bacione sulla fiducia. Dipende, Manuel, dipende molto dalla maglia. Non c'è uno stile in particolare che mi piaccia. Dreamcatcher, Duncan ha giocato molto molto bene. Molto molto bene. A me il vecchio stemma, ti dico la verità, Matteo non è mai piaciuto. Nemmeno quello che abbiamo attualmente mi fa impazzire. Però ci sta alla fine. È rappresentativo, sicuramente meglio di quello del centenario. Secondo te è probabile riscattare Duncan, Rugani, Raja e Sottil, contando che Marin è con obbligo? Allora, Raja non verrà riscattato, ma per il semplice fatto che è in prestito secco. Rugani spero venga riscattato.
Io so 2 anni che dico che il Cagliari deve prendere Rugani. Sottil spero ampliamente che venga riscattato e basta. Duncan, vediamo se continuerà così. Ci serviamo alla grande. Speriamo, Andrea, speriamo. Duncan sembrava quello di Sassuolo di tanti anni fa, sì. Ieri ha giocato molto molto bene. Ciao Francesco, se non ti fassi Cagliari saresti della Roma o della Lazio? Beh, domanda scontata, cioè non ho mai fatto mistero del fatto che io simpatizzi Lazio tra le due romane, quindi se non avessi tifato Cagliari molto probabilmente sarei stato della Lazio eventualmente. Ti piacerebbe Calabresi a destra come terzino intendo e Nandez a sinistra? Non l'ho mai visto Calabresi, quindi evito di dire sì o no. Prima fammelo vedere, perché adesso come adesso non è nemmeno un giocatore, è il figlio di un attore. L'unico che sta deludendo a parer mio è Joao Pedro, non che stia facendo una stagione brutta, ma mi aspettavo di più da un perno come lui per la squadra. Sicuramente ci si aspettava più continuità di prestazione, ma la discontinuità è sempre stata un fulcro di Joao Pedro. Eh, e soprattutto gli si chiede non il fatto che sia lui il goleador della squadra, ma che sia un po' più collante tra i reparti, cosa che non sta accadendo. Però bisogna anche dare credito al fatto che se non fosse stato per lui in questi ultimi 2 anni, non so quanti gol avremmo fatto. No, non piaceva nemmeno a me, Manuel, tranquillo. Rog, credo che rientri a maggio-giugno. Ciao Simo! Sempre Forza Cagliari. Tommaso, la difesa sta facendo veramente tanto tanto bene. Godin in netta ripresa, Rugani miglior acquisto del calciomercato invernale da non so quanti anni a questa parte. Quindi tanta tanta roba. Joao se è in partita te la cambia assolutamente, però è raro che imbecchi la partita, perlomeno ultimamente. Preferisci Joao Simeone oppure Paoletti? Ah, preferisci Joao Simeone oppure Paoletti Joao? Mm, Non andare a simpatia, ma io è ovvio che vado a simpatia, cioè te dico preferirei Simeone Joao, ovviamente. Rugani farei di tutto per riscattarlo, assolutamente. Speriamo Roberto, speriamo. Vabbè, Musacchio sulla carta non sarebbe nemmeno male come acquisto, Manuel. 2 partite e 0 gol subiti, da quanto non succedeva, te lo dico io, lo sono andato a controllare ieri, dall'anno scorso, precisamente 31esima e 32esima giornata, in cui non prendemmo gol per 2 partite, furono 2 pareggi per 0-0 contro Lecce e Fiorentina. Me lo sono andato a guardare ieri. A livello di aspettative il più deludente è Nainggolan, mi trovi assolutamente d'accordo, anche se è in ripresa, perlomeno a livello di interdizione, perché a livello a livello offensivo, per quanto riguarda la fase offensiva, Nainggolan secondo me sta deludendo tantissimo. E secondo me è altamente eloquente il fatto che non tenti più il tiro sulla seconda palla quando gli arriva sul calcio d'angolo. Prima il tiro lo tentava sempre, adesso gioca palla dietro. Cioè, Nainggolan che gioca palla dietro. mm. Non so se siete d'accordo, ma semplice senza rivoluzionare tanto ha comunque portato questa mentalità che precedentemente mancava. Secondo me prima la mentalità di Francesco l'aveva portata, però si era persa. Comunque Cherry uguale Messi, come dice Adani, Messi è il migliore al mondo perché fa sempre la cosa giusta al momento giusto. Beh, ragazzi, ieri Cherry uguale Messi. Sì, quello sì. Poi c'è anche da dire che il Cagliari e il Barcellona hanno gli stessi colori, quindi...
A te piace Vlahovic? No, assolutamente no. Secondo me se rimaniamo in A cerchiamo di comprare Rugani. Speriamo, io lo spero, so 2 anni che dico di prendere Rugani. Tommaso lo si spera, cioè lo si spera veramente, perché sarebbe anche ora di mettere in piedi un progetto come Cristo comanda. Ma non so di che continuità parli però Andrea, perché alla fine lui la continuità sul campo ce l'ha sempre avuta, ha sempre giocato, è sempre stato messo al centro di questo Cagliari, quindi io non capisco perché stia rendendo così poco. Ma perché De Jong ieri non ha tirato? A parte che correva in una maniera stranissima, sembrava un gigante anomalo di Attack of Titan. Però vabbè, Poro Reiola non è la sua categoria ed è palese, è palese. Che poi io non capisco, se ogni estate diamo via De Iola, perché lo riprendiamo in inverno? E se ogni inverno riprendiamo De Iola, perché lo diamo via d'estate? Cioè, c'è sta cosa che mi rimane qua in capoccia e non riesco a darmi una risposta. Cosa faresti se il Cagliari nei prossimi 20 anni vince la Champions? Non credo sia plausibile come cosa, Manuel, ma manco lontanamente. La voglia di calciare pure da calcio d'angolo tirando da fuori area e tirando anche fuori le palle per la squadra. Ma non è più quello che sta facendo, è quello Andre, è quello che stavo dicendo prima. Lui non tenta più il tiro sulla seconda palla. Palla. Corre più strano De Jong o un Mattiello che ha borsetta. No, Mattiello che ha borsetta, cioè. Mattiello è una cosa scandalosa quando correva. Per carità, è Gareth Mattiello, quello che vi pare, però correva in una maniera veramente indecente. Per la prossima stagione vorrei c'è Capozucca, spero che Giulini gli dia carta bianca. Magari è la volta buona che il Cagliari riesce a fare un progetto serio. Ma da quello che ho capito, Matteo, il fatto che Capozucca sia arrivato a Cagliari implica che Giulini stia al posto suo. Quindi uh, ieri quando c'era imbucato De Jong pensavo fosse Nandez e l'ho urlato con Rinaitan, poi ho letto il 14 dietro le spalle e mi ho esclamato no. Non solo tu, Carlo. Ora come ora sarebbe importante recuperare uno come Sottile che salta all'uomo e sull'uno contro uno spacca, sarebbe un'arma in più, specialmente se fatto entrare a partita in corso. Assolutamente. Bella Matte! Quante volte hai ripreso De Jong e quante volte l'hai dato via? Uff, manco te faccio il conto, Manuel. Come ti chiami su Insta che ti vado subito a trovi il link in descrizione. Trovi il link in descrizione di tutti i social. Ti dico, taglieresti i capelli a zero per vincere l'Europa League. Tranquillo, Manuel, ci sta pensando la natura. Ci sta pensando la natura da sola. Cioè, non c'è problema che me li raso io. Ci sta pensando la natura. Cerchiamo di fare un progetto. Se Giulini si decide a fare un progetto, magari si può pure fare. Altrimenti la vedo difficile. Dire di fare il progetto non significa farlo. A me Godin sta piacendo veramente molto. Madonna quanto sta crescendo. Assolutamente. Non credo che la mia ragazza sarebbe d'accordo, Simone. Non credo. Assolutamente, Manuel, non c'è nemmeno da dirlo.
ma proprio è scontatissimo. Adesso te l'accetto, Andre. Ciao Claudio. Per me si potrebbe pure fa. Per me si potrebbe pure fa. Assolutamente. Come ti è parso Clavan centrale a sinistra? Intanto ciao Federico, un bacione. Ieri ha giocato molto bene Clavan, stranamente, stranamente, ha giocato molto bene. Beh, Manuel, ovviamente non ti pio sul serio se dici che Masiello è il miglior difensore. Lo stai seguendo la primavera, secondo te ci sono giocatori che potrebbero essere pronti per un esordio in prima squadra? Contini, che tra l'altro ho sentito anche oggi. L'ho sentito anche oggi, Contini, perché gli ho mandato tra l'altro un commento di, non so, di Manuel Serrelli, non so se è ancora in live, in cui c'era scriveva che voleva Contini in prima squadra. Gliel'ho mandato, gli ho scritto che io di questi commenti ne ricevo a bizzeffe e mi ha detto che gli fa veramente piacere. Ciao Robert, un abbraccio, un abbraccio. Ma la vostra primavera è messa bene, non so se sai la Lazio, ma la nostra è disastrosa. A parte era un Moro che può diventare molto forte. Beh, avete comunque Armini di cui se ne parla un gran bene, però fortunatamente il Cagliari è riuscito a battere la Lazio primavera, con due autogol della Lazio, però siamo riusciti a battervi. Bruno Conti come ti sembra? Sicuramente molto meglio il padre, però è comunque giovane. I margini di crescita secondo me ce li ha ampiamente. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Tra l'altro mi piace il fatto che sia mancino. Colpa dei Nightbot. Quella è colpa dei Nightbot purtroppo. Tanto ciao Gianluca. Eh, ogni anno chiediamo l'esordio ai giocatori della primavera, ma poi vanno sempre ad Olbia. Che fine fanno dopo? C'era andato anche un certo Bianco, mai più sentito. Rimasto ancora all'Olbia Bianco. C'è andato Pennington, c'è andato Doratiotto, ci sono andati Landinetti, Marigosu e Gaiano quest'anno. Gaiano che tra l'altro l'anno scorso ha esordito con la Juve, segnando il giorno dell'esordio. Purtroppo, a quanto pare abbiamo deciso che i giovani li mandiamo lì e non ci puntiamo. Non riesco a capire il motivo. Cosa ne pensi del GOAT angolano? Che Lumbo è Lumbo. Però è difficile buttare Contini nella mischia in una situazione così difficile in questa stagione. Però dall'anno prossimo in ritiro ci starebbe alla grande. Ma se è stato buttato Gaiano l'anno scorso, non vedo perché non puntare su Contini quest'anno. Anche Maricoso assolutamente un buonissimo prospetto, un buon trequartista. La Dinetti in questa situazione ci sarebbe servito come non so cosa. Porca troia, cioè, c'avamo un regista solo, l'abbiamo mandato via, cazzo. Vabbè, assolutamente, anche secondo me Francesco erano da tenere.
Scusa se mi ripeto, a mio parere è un peccato che nel primo tempo di ieri non avevamo avuto uno come Favoletti a sfruttare i numerosi calci d'angolo a nostro favore. Avremmo chiuso anzitempo la partita. L'avevamo chiusa anche nel secondo, però purtroppo la Online Technology ci ha rotto il cazzo. Porca de 3 centimetri. Vabbè. Ci sarebbe servito Terò come regista. Penso che l'attore principale in quel caso fosse Lumbo o Duncan. Esattamente, Carlo, esattamente. Esattamente. È quello il problema. Tu non puoi dire che quest'anno vuoi cominciare un progetto e poi ti comporti così. Boh, non ha senso, non ha senso. Non so di chi sia stata la scelta di mercato, ma Oliva con la numero 10? Ma boh, non so perché gli ha data al Valencia, però. Però gli hanno data la 10. Ciao Borronismo, buonasera. Ciao Bazzuzu, un bacione. Secondo me la svolta mentale o un miglioramento sarà in Sampdoria Cagliari per affrontare il caso alla Juventus. Secondo me la partoria, la partita con la Samp sarà un crocevia importantissimo, perché comunque la squadra dei Ranieri è molto molto solida. Quindi sarà una partita molto importante. Puoi notare come sia in squadra 7 difensori centrali e un mediano. Quelli sono dettagli. Io ancora non ho capito perché il Valencia se lo sia preso. Non lo so, non lo so. Teo Hernandez, il mio amore insieme a Dybala, ma da quanto rosico che sta il Milan. Ci sono giocatori che ti fanno rosicare che non sono al Cagliari, ma sinceramente no. Cioè, uno ce n'è, che è Marconi. Cioè, tu hai nominato Teo Hernandez e Dybala, io ti dico Marconi, perché secondo me è uno degli attaccanti più sottovalutati che ci possano stare in Italia. Ma sottovalutato da morire. Perché secondo me come prima punta Marconi spacca i culi. Comunque, mannaggia ieri il no gol di Paoletti, aveva dato una traiettoria a quel pallone assurda. Sì, molto difficile poi tra l'altro, perché l'ha presa in una posizione molto angolata, ci stava riuscendo, però Scouten deve rompicoglioni. Eh, ma sta giocando Oliva al Valencia? Non ne ho idea. Noi siamo pragmatici, abbiamo difensori e attaccanti, stop, esatto. Perché bisogna giocare con i lanci lunghi. Diamo anche una motivazione però, Giorgio. Argomentiamo. Che li metti a fare i giocatori a centrocampo? Fai difesa, attacco, 5-5. Easy. Se non te vuoi sbilacciare troppo, fai un 6-4, to. Ci sono novità sulla partita del Toro? Gliela fanno recuperare oppure 3-0 a tavolino? Penso gliela facciano recuperare. Assolutamente. Io non riesco a immaginare cosa si debba fare quest'estate perché non esistono piccoli aggiustamenti, solo da rifare settori interi. Non sono d'accordo, Pier Silvio, perché secondo me bisogna fare dei piccoli aggiustamenti perché bene o male la rosa c'è, bisogna puntellarla, togliere qualche elemento, ma da rifare settori interi non credo, non credo. 5-5-5, ma tu la farfalla. Miglior portiere d'Europa? Forse no, però secondo me è il migliore in Italia, o perlomeno è il migliore tra gli italiani.
Marcus, assolutamente d'accordo, assolutamente. Immagina Ronaldo al Cagliari, secondo me farebbe male, tralasciando che è impossibile, ma Ronaldo fa sempre di testa sua. Ma tranquillo che noi abbiamo anche chi fa di testa sua e non si chiama Ronaldo, quindi. A parte qualche riscatto, servono due esterni che sappiano coprire, un uomo d'ordine a centrocampo, un trequartista di livello e uno o due attaccanti, meglio se brevi linee per variare. Chiedo troppo? Se ci fosse stato Carta, sì. Dato che c'è Capozucca, ti dico no, perché Capozucca sa fare mercato, fortunatamente. E soprattutto sa prendere giocatori funzionali, che è la cosa più importante. Io a gusto ti dico che secondo me, cioè a me piace più Ronaldo, Manuel. Ridendo e scherzando, Cragno secondo me è top 20 al mondo. Tra i portieri forse sì, forse sì. Per numero di interventi decisivi in Europa nessuno come Cragno, statistiche alla mano. Ma perché fino adesso si è trovato degli scappati di casa davanti. Comunque il fatto che il Torino potrebbe recuperare tutte e due le partite a maggio quando i giochi magari per l'avversario sono già fatti non sarebbe giusto. Spero che noi saremo già salvi. Per quello io ho parlato di campionato falsato prima, Simone. Perché noi siamo stati con Godin, Nandez e Simeone col Covid. Cioè a noi ci hanno tolto i top del reparto e siamo stati zitti. Siamo stati zitti, abbiamo giocato le partite comunque, a prescindere. Loro comunque i giocatori per disputare una partita ce l'hanno. Perché se non mi sbaglio so 7 giocatori positivi e 3 del gruppo squadra, quindi non giocatori. Volendo potrebbero giocare. Ciao Daniele, un bacione. La buona notizia è che Benevento, Fiorentina e Spezia hanno perso ed ora si trovano a -4. Io al Torino neanche ci penso, la rincorsa la dobbiamo fare su queste tre. Bisogna tenerla in considerazione perché noi adesso stiamo comunque a un punto sopra al Torino. Però dobbiamo tenere di conto che loro hanno 2 partite da recuperare e potrebbero superarci. Ciao Dan, sei in ansia per domenica? No, non sono in ansia. Ma il regolamento stipulato inizio anno non prevedeva che ci fosse solo un gettone rinvio per la squadra? Esatto, e loro l'hanno usato per la partita col Sassuolo. E ok. Dato che tu hai usato questo gettone, tu la partita con la Lazio la devi giocare perché tu comunque sulla carta la possibilità ce l'hai. Poi è ovvio che se è l'ASL che ti blocca, ci puoi fare cazzi, però qui cioè l'ASL dice una cosa e la Lega dice no, quello che dice l'ASL non va bene. Cioè è tutto estremamente paradossale. Il Genoa con 17 ne ha rimandata solo una, quello è vero, però il Genoa non è stata bloccata dalla ASL, c'è anche da dire questo. Mentre il Torino è stato bloccato dalla ASL. Ecco perché si fa il paragone con quello che è successo con Juve Napoli. Il Napoli è stato bloccato, non ha giocato la partita perché la ASL li ha costretti alla quarantena. Li battiamo noi il Toro e così almeno hanno solo una partita in modo di passare. Speriamo, Manuel, speriamo. Secondo te c'era rigore per il Bologna? Assolutamente no, Francesco, anche perché Nandez la prende qui. La prende qui, quindi ipotizzando che Cranio venisse ceduto, punteresti su Vicario come primo portiere o ne prenderesti un altro? Assolutamente Vicario. Esatto, si è creato un precedente e quindi ci fanno forza su questo. Assolutamente. Ma è chiaro che vinceranno il ricorso, la partita verrà giocata, ma questo lo si sapeva già dal principio. Ma domenica il Torino gioca, sì. Il Torino gioca perché ha finito la quarantena martedì a mezzanotte finiva la quarantena.
La prossima partita c'è Spezia-Benevento. Va bene che noi non dobbiamo guardare gli altri, ma come speri che finisca quella partita? Bel pareggio. Bel pareggio e si gode. Un bel pareggio e si gode. Ma Dreamcatcher era indipendente 0-0, 1-1, 2-2. Basta che pareggino. Ieri Paoletti stava per fare un altro gol. Di pochissimo quella palla stava per entrare. Già. Purtroppo Scout ha deciso che non doveva entrare quella palla. Ahimè. Ma posso sapere quanti anni hai? Ne devo fare 25 quest'anno. Ma non lo so, Daniele, so solo che così, se già non era falsato dal principio, adesso lo è ancora di più. Tommaso, mi trovi assolutamente d'accordo. Ma che over 30, oh? C'ho 25 anni, c'ho. Cioè, ne devo fare 25, ancora ce n'ho 24. 25 a novembre. Ora ci vorrebbe anche che si sbloccasse Simeone. Sarebbe anche ora. Sarebbe anche ora che si sbloccasse. Eh sì, mi ha dato 5 anni in più. Che poi è strano perché a me mi hanno sempre detto che ne dimostro di meno. Quindi sei uno dei pochi che mi ha detto che ne dimostro di più. Grande stima per Vicario, ma Cranio sta bene con noi e non vuole andare via. Vedremo, vedremo Andrea. Ovviamente io spero che rimanga. Però secondo me se arriva un'offerta importante se ne va. Ma infatti sembri più giovane. Decidetevi, regà. Decidetevi. L'importante è che la mediana cresca. Simeone e Paoletti hanno bisogno di un centrocampo che torni ad essere quello dell'inizio dello scorso campionato. I gol riarriveranno. Capito Stefano? Però c'è bisogno che anche loro abbiano la forza di sapersi motivare da soli, diciamo, se così possiamo dire. Spero che che capisci quello che voglio intendere. Non possono sempre contare su un centrocampo. Lo so, Roberto. Ma Andre, io te l'ho detto, lo spero tantissimo perché un altro come Cranio è difficile da trovare. Vicario è sicuramente un portiere che ha dei prospetti disumani, perché secondo me è in grado di non far rimpiangere Cranio e questo già sarebbe tanto. Però Alessietto. E più rimane a Cagliari e più io so contento. Ma tranquillo, Manuel. Ciao Omar.
Cragno quest'anno è senza colpa e ha tanti meriti, ma Vicario è più portiere moderno, grazie all'altezza che in quel ruolo è decisivo e Vicario ha dimostrato la sua validità. Assolutamente, assolutamente. L'unico difetto che ha Cragno è quello di non saper rinviare. Con i piedi non è minimamente capace, ma glielo perdono tantissimo. Io vorrei l'esordio dei Conti contro la Juventus e che segnasse un gol alla Gagliano maniera praticamente. Lo spero anch'io, Omar. Lo spero anch'io. Prima o poi spero di provarle qualcosa di sardo Dreamcatcher, spero. Che ne pensi di questo Cagliari in confronto a quello di Di Francesco? Adesso come adesso, secondo me viviamo sull'onda dell'entusiasmo di avere un nuovo mister, quindi staremo a vedere se questa cosa sarà duratura nel tempo oppure se sarà soltanto un fuoco di paglia. Comunque, ragazzi, io 4 minuti e vado in conclusione perché devo risparmiare tempo su StreamYard perché sennò poi non mi bastano le ore per il mese intero. Vi volevo ricordare, io vi consiglio di entrare nel canale Telegram qua sotto perché vi avviso quando sarò in live, sia qua su YouTube che su Twitch. Vi chiederò consigli su eventuali cose che voglio portare sul canale, quindi vi consiglio di andarvi ad iscrivere sul canale Telegram che trovate qua sotto in descrizione. Intanto ciao Marco, un bacione. Poi vi ricordo che stasera sarò in live su Twitch e che tra l'altro ho chiesto sul gruppo cosa volevate stasera su Twitch. Ho dato tre opzioni, sempre sul canale Telegram, non vi spoilerò nulla. Il link sia del Twitch che del Telegram sempre qua sotto in descrizione. E penso non ci sia altro da aggiungere. Noi ci vediamo domenica. Ci sto pure a pensare. Ci vediamo domenica con il post partita di Samp Cagliari. Niente. Vi mando un bacione. Sempre Forza Casseddu. E io me ne torno a lavorare sul file Excel. Auguratemi buona fortuna. Veramente perché mamma mia, c'è da bestemmiare, c'è veramente da bestemmiare. Grazie mille Stefano, un bacione, alla prossima ragazzi.